dalla cronaca di Vicenza. Crescono gli ettari dedicati alla soia, calano mais e orzo, il legume si sta dimostrando una coltivazione che produce reddito. Si sono invece ridotti gli investimenti per quanto riguarda il girasole, così Veneto Agricoltura che ha diffuso i dati del 2021 sulle coltivazioni nel Vicentino. E adesso proprio di questo noi ci occupiamo con il nostro ospite Federico Allamprese. Do il benvenuto a questo imprenditore, buongiorno e benvenuto. Lui è imprenditore che si occupa di fornire le sementi, i miscugli, diciamo così, di farina ai panificatori, quindi conosce benissimo questo settore, soprattutto, come si dice, all'orecchio appoggiato sul binario, quindi sente come pulsa il mercato che è stato molto penalizzato, e questo lo sapete, dalla guerra tra Ucraina e Russia, Ucraina grande produttore di grano soprattutto. È così, giusto? Gli effetti? Sì, esattamente. Allora sì, molto spesso ci confondono per un mulino, noi invece siamo dei miscelatori. Il mulino compra il grano, lo macina e fa la farina, noi siamo dei blender, compriamo appunto mais, grano, sementi diverse, le misceliamo in maniera segreta per fare in modo poi di confezionarle e darle al fornaio artigiano. Quindi anche per noi il grano e il mais sono una materia prima strategica e sentiamo delle forti tensioni che si ripercuotono sia sui prezzi sia anche sul lavoro di tutti i giorni. Allora, parliamo soprattutto del grano, perché sapete il grano è un po' un bilancino per tutto, c'è anche una borsa a Bologna proprio che misura questo andamento, ma di quanto aumento si tratta? Sì, prendiamo come riferimento il grano, che appunto è un parametro più specifico rispetto a quello della farina, e rispetto a un anno fa il grano è aumentato da 0,20 centesimi a 0,45, quindi più del doppio, e è probabile che a luglio aumenti ancora di 10 centesimi. E questo qui per quanto riguarda il grano. La farina immaginiamoci quanto può aumentare, perché sicuramente è un valore addizionale maggiore rispetto al grano. Sì. E c'è poi l'aumento delle risorse energetiche, quindi tutto ricade su un intero settore che è quello della panificazione che ne viene colpito. Chi viene colpito? Sì, vengono colpiti prevalentemente i fornai artigiani, che diciamo sono l'85% di questo mercato, perché solo l'altro 15% è industria, e quindi sono un monopolio i fornai artigiani, ma essendo polverizzati nel territorio nazionale, perché sono 20.000 imprese, fanno fatica a farsi sentire in qualche maniera e soprattutto a far emergere le loro difficoltà che, ricordiamo, sono bivalenti, sia per l'aumento del grano sia per il fatto che il pane si cuoce appunto nei forni a gas o nei forni elettrici, e quindi hanno avuto sia l'aumento della bolletta elettrica sia l'aumento dei prezzi appunto della farina stessa che utilizzano normalmente. È un problema proprio anche di disponibilità di materia prima sul mercato? No, di disponibilità vera e propria no, chi ha i soldi per comprare il grano e quindi la farina non ha problemi di scarsità, quindi in Italia fortunatamente non siamo ancora alla sussistenza, però come sappiamo in altri paesi più poveri qualche difficoltà c'è. Però ci sono delle tensioni, su queste tensioni ci sono un po' di speculazioni anche, e quindi i prezzi aumentano, c'è molta instabilità, nell'instabilità c'è l'insicurezza, e il fornaio artigiano in questo momento qui è un po' spaesato e io dico che avrebbe bisogno un po' di aiuto, insomma, ecco. Vincerà l'industria, quindi mangeremo sempre più pane industriale? L'Italia si difende bene rispetto a tantissimi altri paesi europei, perché comunque sì, l'industria avanza, ma però il fornaio artigiano si specializza con produzioni sempre più di qualità e con gusti più raffinati, che vanno incontro a un consumatore più esigente, e quindi questo calare del fornaio artigiano dal punto di vista del mercato però è sopperito da maggiore qualità che alcune industrie fa, ma altre industrie fa un po' meno. Appunto, quindi il futuro in breve, in poche parole, come lo vede? Io sono un imprenditore, sono un inguaribile ottimista. La storia ci insegna che dopo ogni pandemia e dopo ogni guerra c'è una grande fase di rinascimento, e ecco, siccome noi abbiamo vissuto entrambe, speriamo che questo sia di buon auspicio
per gli anni futuri. Per una risalita. Sì. Ringraziamo Federico Allamprese davvero per il suo lavoro mille, e per queste osservazioni economiche importanti, perché poi si riflette sulla nostra vita.